nuovo anno è anche bisestile, inizia anche la nuova decade. Tante sicuramente le cose che abbiamo ricevuto ad inizio d'anno, i messaggi, gli auguri, le foto. Io tra le altre cose ho ricevuto un messaggio di avvertimento, diceva: mi raccomando, se per quest'anno devi scrivere, devi firmare alcune cose, devi fare degli assegni o comunque degli atti importanti, non mettete l'abbreviazione, come si dice sempre, non so, 01, 01, 20, ma scrivete per intero 2020, cioè 2020, perché quel 20 potrebbe essere magari un po' taroccato, diventare 2019, 2018. Sì, certo, nella realtà ci potrebbe anche stare, ve lo dico così. Sono un buono per natura, quindi non credo che magari qualcuno possa farci del male modificando le nostre cose, però guardati, come si suol dire. Ben ritrovati a Target, il vostro salotto settimanale, il mercoledì sera in prima serata su Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale. Ci vedete anche in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. E poi naturalmente quando la puntata sarà caricata su YouTube abbiamo il canale dedicato, così come nel nostro sito ci sono anche le puntate precedenti che voi potete rivedere quando magari avete più tempo e più disponibilità. Oltre al mercoledì poi anche in TV le altre repliche nel corso della settimana in orari veramente differenti, per cercare insomma di accontentare un po' tutti per quanto riguarda la disponibilità nella visione della TV che insomma in punta di piedi entra anche per questa settimana dentro le vostre case. Vi proporremo degli argomenti interessanti, dei nostri ospiti che meritano sicuramente la vostra attenzione e insomma la loro attività che abbia la giusta amplificazione da parte della TV, perché questo nostro piccolo grande territorio insomma possa crescere e noi nel nostro piccolo diamo il nostro contributo. Parleremo di tante cose importanti, lo capirete subito presentandovi i nostri ospiti. Iniziamo dalla mia sinistra, Giuseppe Di Miceli, lui è consigliere nazionale consumer, nonché anche vicepresidente regionale di questa associazione di consumatori. Parleremo principalmente dei saldi, insomma, di occhio al prezzo. Buonasera a tutti. Continuiamo con Salvatore Indelicato, lui è uno scrittore, recente vincitore del premio Buttitta nella sezione Libro per la poesia. Libro per la poesia. Buonasera. E poi Giulia Alletto, lei è una cantante lirica e per l'esattezza una mezzo soprano. Buonasera. Continuiamo con Giuseppe Aiello, oltre a essere avvocato è anche il promotore, il curatore insomma dell'hashtag su Facebook Io resto a Porto Empedocle. Buonasera. E poi insomma un volto noto della televisione, del cinema, l'attore Giugiù Gramaglia, anche lui insignito di un importante premio recentemente, il premio Carchinos. Grazie, buonasera. E allora, avvocato De Miceli, gli scontri sono iniziati, la Sicilia è stata l'apripista, questi giorni come stanno andando? Allora, ci sono le solite fregature oppure insomma i commercianti? Ad oggi ancora non abbiamo, grazie a Dio, avuto notizie in tal senso, significa che l'attività di informazione svolta anche da noi sta avendo il suo seguito e il consumatore non è più un ingenuo come spesso accadeva le altre volte, anche se le truffe purtroppo sotto l'aspetto commerciale vanno sempre ad aumentare, specie nel mercato online, è lì che si annidano e trovano il loro habitat naturale, quei soggetti che praticamente poi danno il ben servito al consumatore. Insomma, sempre in agguato è chi vuole rubarci i soldi, noi dobbiamo essere attenti. So che voi avete preparato un
un decalogo, anzi un dodecalogo. Un dodecalogo, ci sono 12 punti, li affronteremo durante il corso del nostro incontro. Conosciamo anche Salvatore Indelicato, oltre al suo lavoro di funzionario al Parco Archeologico, è anche un apprezzato scrittore di poesie? Ma non solo di poesia, anche di narrativa. In questa occasione sono stato premiato per il libro di poesie Gocce d'amore, edito da Medinova. Sì, se lo tieni fermo c'era Giuseppe adesso Sì. che lo fa vedere. Beh, insomma, Gocce d'amore è tutto un programma, no? Sì, sono tutte poesie d'amore. Sono nate così un po' quasi per caso, perché erano poesie che dedicavo a mia moglie, inevitabile. Mi sembra giusto. Poi, Fortunata lei. Dico. poi naturalmente leggendole queste poesie, molti amici, conoscenti mi hanno spinto perché non lo pubblichi, perché non vai in una raccolta. Ho voluto realizzare questa raccolta grazie anche all'editore Antonio Liotta. E ti è dato subito bene, perché insomma il premio Buttitta. E si è meritato questo premio. Bene, parleremo grazie di questa alla tua giuria. opera e anche di altre. Grazie. Conosciamo anche Giulia Alletto, la cantante lirica, insomma, sì, perché generalmente insomma, la tua voce mezzo soprano si presta a questo. Mezzo soprano vuol dire che non vai negli acuti alti alti alti? Più che altro, oltre ad essere una questione di estensione vocale, è anche una questione di timbrica, perché il mezzosoprano ha un timbro, un colore un po' più scuro rispetto al soprano. Magari gli acuti sì ci sono, ma hanno un colore diverso. L'omologo maschile? Beh, è una questione un po' difficile, però diciamo il baritono, ecco, quello centrale è il baritono tra il tenore e il basso. A metà strada tra il tenore e il basso. Questa tua passione per la musica lirica ti è venuta perché hai questa splendida voce, oppure la voce l'hai coltivata perché avevi la passione per la lirica? L'ho coltivata, in realtà la passione per la lirica è nata dopo, perché comunque ho iniziato con il pianoforte all'età di 7 anni, poi mi sono iscritta al coro delle voci bianche di Santa Cecilia di Agrigento, poi sono passata diciamo, al coro filarmonico sempre di Santa Cecilia e poi comunque abbiamo visto, sia i maestri comunque del coro hanno visto questa propensione del canto nei confronti della lirica. E quindi hai iniziato il percorso di studio, quello ufficiale. Esattamente. Bene, parleremo di questa tua passione, ma anche di non lo so se ci sono delle preferenze nel campo musicale, nel campo lirico, ti conosceremo un po' più a fondo insomma. E poi abbiamo Giuseppe Aiello, dicevo l'hashtag Io resto a Porto Empedocle, perché tu sei empedoclino e ti piace la tua città, no? Assolutamente sì, sono nato a Porto Empedocle, la classe del 68 fu l'ultima classe che nacque a Porto Empedocle, poi tutti ad Agrigento all'ospedale andarono tutti in ospedale. Niente, abbiamo creato questo gruppo Facebook nel giugno del 2018, nasce quasi come quasi una barzelletta, no? Perché a un certo punto ci fu una delle tante crisi della nettezza urbana a Porto Empedocle e una signora scrisse un post invitando il sindaco ad intervenire perché la situazione non si poteva più vivere a Porto Empedocle in quella situazione e il sindaco le rispose: guardi, se lei non riesce più a vivere a Porto Empedocle cambi città. Io ho conservato questo post e quindi da allora con Maurizio Saia pensammo di dare vita a questo gruppo Facebook come una goliardata che chiamammo Io resto a Porto Empedocle proprio per dire noi, malgrado il sindaco ci invita ad andarci, noi restiamo. Ma siete rimasti solo tu e Saia oppure? No, il gruppo è quasi di 4.000 membri. Ah, ecco, allora sono tanti che vogliono rimanere a Porto Empedocle. A oggi sono 3.973. Sono tanti che vogliono rimanere a Porto Empedocle. Sono tanti allora. Parleremo delle vostre azioni, insomma, delle vostre proposizioni, anche delle vostre proteste. E allora eccoci qua con Giugiu Gramaglia. Giugiu, tu hai questo volto perché sei attore o sei attore perché hai questo volto? Diciamo, una domanda alla Mazzullo un po' mi sembra questa. Praticamente hai scombussolato le carte, perché a questo punto devo dirti che ho questo volto perché sono nato con questo volto, quindi ringrazio di essere anche esteticamente così perché tutto sommato
mi riesce bene di fare quello in cui credo, quindi ogni attore ha anche una sua fisicità, una sua caratterialità dei personaggi e quindi anche l'esteriorità fisica conta tantissimo. Anche perché tu non sei stereotipato su un determinato tipo di attore, ecco. No. Molto versatile. Giustamente sì, i personaggi variano diciamo tra virgolette, dal mafiosetto al poliziotto, all'agente di scorta, al fruttivendolo, quindi faccio sempre personaggi a tassista. E quindi vario come è giusto che sia, quindi vesto tante maschere come nel teatro. Quindi... Ti ricordi quando hai detto io voglio fare l'attore la prima volta? Sì, guarda, io ricordo con malinconia a volte questo momento, perché io ho iniziato a 16 anni, non so, tu ricorderai sicuramente il grande maestro Franco Licausi. Come? Io ho iniziato con gli spettacoli di piazza a 16 anni con il maestro Licausi ed ebbi il mio primo contratto, le famose 10.000 lire, per esibirmi sul palcoscenico a fare l'animatore della serata, il comico. E allora gli spettacoli erano con i palchi, quelli altissimi, con le ballerine che venivano da Catania, le ballerine che venivano da Palermo, cioè ti dico, erano le feste popolari, sì, arrivava Sicilia, il fuori programma, il Romance, i Camaleonti, Franco Simone, cioè ti dico, erano momenti in cui effettivamente il cuore batteva diversamente e sono orgoglioso di quello che ho iniziato a fare a 16 anni e poi arrivare ad oggi. Certo, dicevamo anche che sei stato insignito proprio recentemente del prestigioso premio Karkinos proprio per la tua professionalità. Sì, sicuramente è un premio che mi gratifica, mi onora e mi rende tutto sommato merito del lavoro e dei sacrifici fatti negli anni. Devo ringraziare di questo la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato principalmente, perché non è facile, io non sono un professionista, quindi a volte quando mancavo o manco una settimana da casa e a casa c'è bisogno perché mia moglie non guida di accompagnarla a fare la spesa, io prima di partire facevo come se ci fosse la guerra, riempivo il frigorifero e andavo via. Quindi... E a proposito di premio Karkinos, noi abbiamo estratto anche di un video amatoriale il momento della tua premiazione con la motivazione, e poi credo che Piero, il nostro regista, abbia anche agganciato un momento di una tua breve riflessione. Prego Piero, vogliamo mandare in onda il momento della premiazione di Giugiù Gramaglia al Karkinos. La giuria di qualità del premio Karkinos attribuisce il premio per il cinema e teatro all'attore Giugiù Gramaglia per la sua straordinaria carriera artistica con cui si è affermato nel mondo del cinema e del teatro. Ha calcato le scene di numerosi teatri nazionali ed internazionali. Personaggio eclettico, dotato di grandi doti espressive, abilissimo nelle performance comiche dove la mimica facciale si traduce in maschere degne dei cartoon o dei personaggi del cinema muto del passato. Brillante anche in ruoli drammatici, ha interpretato personaggi di prestigio al cinema e anche in televisione, commissario Montalbano, il capo dei capi, mantenendo sempre un legame vivo con la sua terra e contribuendo alla sua promozione. I suoi traguardi costituiscono un'eccellenza per il nostro territorio. Benissimo, facciamo un applauso. Ci facciamo consegnare questo premio dal nostro primo cittadino, dal sindaco di Agrigento Nillo Filetto. Premiazione in maniera ufficiale, con schiaffetto annesso. Vede, signor giudice, la colpa non fu manco di mia moglie. La colpa è stata della moglie del cavaliere Fiorica. Sì, signore, è stata lei che non ha voluto lasciare le cose quete. È stata lei che è venuta sotto casa mia a fare una cuciata d'inverno, a gridare a tutti che il marito, suo marito, o cavaliere Fiorica, era l'amante di mia moglie. E in quel momento il gioveschinazzo che si trovava veramente dentro casa, è dovuto uscire con le pantalone e la camicia in mano, rossa dalla vergogna. Che dovevo fare, signor giudice? Volevo vedere a lei o posto mio. Bravo, complimenti. Un omaggio a Pirandello in questa... Sì, questo praticamente è tratto dalla novella La Verità, è il cuore pulsante del Berretto a Sonagli praticamente. Questo l'ho portato pure all'estero, all'Istituto Italiano di Cultura a Malta, a Oslo e a Stoccolma per i 150 anni della nascita di Pirandello. Se guardi il tuo album dei ricordi, qual è il personaggio che
ti fa inorgoglire di più e gonfiare il petto? Sicuramente è il personaggio che mi ha dato, diciamo, un pochettino di notorietà, il personaggio di Paternò nel primo commissario Montalbano, perché mi ha aperto un portone praticamente. Ma poi c'è anche bellissimo il personaggio del maniaco religioso nella scomparsa di Patò, c'è il tassista nel Capo dei Capi, c'è il Gaetano Pistone una faccenda dedicata dell'Alcio Montalbano. Dico, ce ne sono tantissimi. Bene. Però, poi parleremo anche delle sì, ultime sì, produzioni, insomma, di quelli che sono i recenti lavori. Bravo ancora, grazie a Giugiù Gramaglia. Ritorniamo ai nostri sconti. Dicevamo, sono partiti tutti, magari li aspettiamo, mettiamo da parte qualcosa per poter comprare o onorare questo periodo. Dobbiamo stare attenti, lo dicono un po' tutti, lo dice anche Consumer, che ha preparato dei punti, insomma, delle indicazioni per dire cittadini, stiamo attenti. Sì, esattamente, quello che noi di fatto vogliamo dire ai cittadini è quello di aprire bene gli occhi, perché è giusto che ci sia il risparmio, ma è altrettanto giusto e altrettanto vero che la qualità non vada perduta. Spesso e volentieri bisogna stare attenti principalmente nel settore dell'abbigliamento, perché ci può essere il commerciante furbetto che ci ripropone sotto lo sconto il capo che invece appartiene alla collezione dell'anno precedente e che ha già perso il suo valore, e quindi di fatto quel prezzo scontato è il suo reale valore di acquisto in quel momento. Quindi bisogna di fatto verificare il famoso cartellino, verificare che il prezzo di acquisto indicato non scontato sia uguale a quello precedente all'inizio dei saldi. Magari uno potrebbe fare la furbata di andarsi a informare, insomma, farsi un giro per i negozi a vedere i cartellini, magari il capo che gli interessa e memorizzarlo. Specie per Natale penso che un po' tutti ci siamo fatti un giro per negozi e ci siamo fatti l'idea di quanto costava un capo, quanto costava un articolo particolare, e senza dubbio a gennaio non può aumentare per poi essere scontato, ma deve avere lo stesso prezzo. Esattamente. Salvatore, sei andato a fare shopping? Sì, qualcosa sì, certamente, si fa sempre. Sull'abbigliamento? Abbigliamento, sì. Mentre Giulia? Pure. Abbigliamento? E dicono che l'abbigliamento è al primo posto, seguito poi dall'elettronica, queste cose. Mentre l'avvocato Aiello? Io non c'è una data precisa in cui compro quando mi capita, per la verità. No, però pensavo a questa ultima battuta che faceva il collega, e qualche anno fa mi è successa una cosa in un negozio che non è giusto nominare. Passai che era il mese di novembre e vidi un trench che mi portava un prezzo. Bello, mi piace. Mi piace. Vabbè, aspettiamo dopo le feste. Quando sono ritornato dopo le feste, il prezzo di quel trench era aumentato e poi diminuito con gli sconti. Anche io sono entrato dentro, si guardi, io avevo visto il prezzo, ma non può essere, lei ha sbagliato. Vabbè, passò un anno, vedi la stessa cosa nello stesso negozio, stavolta feci la fotografia del prezzo. Quando poi dopo le feste fece la stessa cosa, ci tornai con la fotografia e si guardi, lei è un imbroglione, perché fa aumenta il prezzo e poi lo riduce, è giusto quello che certo, l'associazione dei consumatori proprio a tutela di questo. Giugiù, che ti sei comprato? Io ho comprato un paio di scarpe ed un maglione. Io ancora devo fare io soltanto, allora. Io non ho comprato niente. No, siamo in due. Allora. Ho comprato bene. Vabbè, ormai aspetti la stagione estiva. No, compro quest'anno per il prossimo. Allora, continuiamo con questa raccomandazione, Giuseppe. Infatti, allora, i capi quindi vengono proposti in saldo, devono essere quelli della stagione, lo abbiamo già detto. Il punto 2 delle nostre indicazioni riguarda la possibilità di cambiare il capo per un ripensamento dopo che lo si è acquistato, e generalmente lasciate attenzione alla discrezionalità del negoziante, perché però si può cambiare, può magari ti danno un tempo più ristretto. Si può cambiare, però non è obbligatorio, quindi quello dipende dalla discrezionalità del commerciante, perché essendo che tu compri realmente a un prezzo ridotto a tuo vantaggio, non può poi successivamente essere uno svantaggio per lo stesso commerciante, devono essere tutelate entrambe le parti, con onestà e con onestà.
Il terzo punto è anche rimesso alla discrezionalità del negoziante la possibilità di provare capi. Attenzione, non vi è un obbligo specifico. Tu puoi arrivare, tanto è vero che nei grandi centri, nei centri commerciali o nei grandi magazzini, spesso e volentieri noi che cosa facciamo? Prendiamo il capo, magari lo apriamo, il maglioncino, senza andare in camerino, diciamo, e ce lo portiamo. Vabbè, ma credo che questo, insomma, quasi tutti lo fanno quasi tutti. Dico, grazie a Dio noi in provincia di Agrigento apprezziamo, posso testimoniare da associazioni di consumatori che il commerciante furbetto esiste, abbiamo le prove, ma una volta che lo becchi io sono sicuro che poi si mortifica quasi e ti regala il trade, avvocato. No, quello però applica lo sconto. Ecco, ci ha provato, ma non ci riprova, quello tranquillamente dopo essere stato beccato. No, non lo becchi, continua a fare il furbo, attenzione, poi c'è ancora, se dopo l'acquisto il capo risultasse difettoso, quindi attenzione, o non idoneo all'uso, si può chiedere la risoluzione del contratto. Questo lo prevede proprio il codice del consumo, nella famosa garanzia dei 24 mesi dell'acquisto, e lì diventa fondamentale conservare bene lo scontrino, e proprio su questo noi attiriamo l'attenzione al fatto che sia nella carta carbone, quindi occorre sempre fare o una semplice fotocopia, una foto col telefonino, tu fai, compri, appena ti danno, se ti serve, fai una semplice copia perché la carta termica subito, magari se è un regalo per tua moglie, invii il messaggio a tua moglie distrattamente, le fai capire quando le vuoi bene, no? Non solo la poesia ma anche l'importo che hai speso, oh cara, sai che magari ogni tanto. Comunque poi andiamo al punto 5, l'indicazione del prezzo è un obbligo del negoziante, quello sì, e il cartellino, lo dicevo poco fa, deve contenere il prezzo di vendita intero e la percentuale di sconto applicata, e il prezzo finito, e deve essere costante ante e durante i saldi, ok? Cioè nel senso deve essere sempre uguale, altrimenti fate come ha fatto l'avvocato Aiello, richiamate per bene il negoziante. Se non vuole sentire, rivolgetevi, questo è il 19° punto, o a noi o alle autorità preposte, affinché si possa sanzionare questa condotta illegittima. Bene, continueremo con le altre raccomandazioni tra un po'. Peppe, scusami, volevo interromperti un attimo per riprendere il tuo messaggio iniziale. Attenzione, quello del 2020, noi siamo nel 2020, è arrivato su Facebook, giuro. Nel 2020, il collega Aiello mi darà sicuramente ragione, dovete stare attenti, specie nei contratti, mettete la data per esteso, perché il 20 può realmente diventare 2000, può diventare 2001, può diventare 2020, quindi avere un'efficacia retroattiva anche se lo firmate oggi. E lì noi avvocati poi abbiamo grossi problemi nel dimostrare che quella firma non è stata apposta in quella data, e quindi per far annullare il contratto è difficilissimo. Quindi la tua osservazione, il tuo portare a conoscenza di tutti il messaggio, attenzione, sta diventando anche un'attività dell'anticorruzione, stanno preparando proprio un messaggino su questo, in modo tale che la data sia chiara, vengano indicati con 2 cifre il giorno, con 2 cifre il mese e con 4 cifre, specie quest'anno, l'anno. Bene, lo dice l'avvocato, insomma, lo dice l'associazione consumatori. Atteniamoci a questo. No, lo hai detto tu prima che sei un ottimo giornalista e non dai fake news, quindi era giusto darti merito a te e all'emittente che ci ospita. Allora, avvocato Aiello, ritorniamo a Io resto a Portempedocle, proprio questa signora che diceva sono documenti te ne va, dice no, io resto qua. E che cosa, insomma, è diventato un po' virale. Dal giugno del 2018 si è aperto un dibattito politico a Portempedocle su Facebook, un dibattito politico che ha coinvolto anche, oltre alla cittadinanza, anche personaggi politici, ex personaggi politici, ex amministratori. Per esempio il sindaco di Portempedocle ne ha fatto parte, poi è uscita, poi è rientrata, poi è uscita un po' di volte, ne fanno parte parlamentari in carica, qualche volta intervengono.
Da ultimo abbiamo pensato di trasportare questo dibattito politico che ormai era assopito dal giugno del 2016 a Porto Empedocle, dalla data delle ultime amministrative. Abbiamo deciso di portare questa discussione dalla piattaforma virtuale a una assemblea reale, vederci, incontrarci e discutere di Porto Empedocle senza alcuna polemica, senza discutere delle problematiche e delle potenzialità di Porto Empedocle. Così abbiamo fatto domenica 5 gennaio all'Hotel Villa Romana a Porto Empedocle. È stata una bella assemblea molto partecipata, con, devo dire, interventi anche di carattere tecnico, non solo politico. Per esempio c'è stato l'intervento del dottore Giacomo Minio, che è il direttore di Confindustria di Agrigento, c'è stato l'intervento di ex sindaci, l'intervento di ex amministratori, di consiglieri comunali in carica e anche di cittadini, in cui si è discusso di Porto Empedocle e delle sue potenzialità. Ma sono state più le proteste o le proposte? Non ci sono state proteste. Non ci sono state proteste. O evidenziare le cose che non vanno. Noi avevamo invitato anche il sindaco con tutta l'amministrazione, che come avevamo previsto non si è presentata. Però non ci sono state polemiche contro la persona del sindaco o contro la persona degli assessori. Ci sono state tutta una serie di proposizioni sulla situazione di Porto Empedocle, sulla posizione geografica di Porto Empedocle, sulle potenzialità che ha questa città, perché è una città che possiede il più importante porto da Trapani a Siracusa. È una città che si trova al centro di un percorso turistico culturale che dalla Valle dei Templi arriva alla Scala dei Turchi, però non riusciamo a metterlo al reddito. Allora ti faccio una domanda che è divisa in due. Spogliandoti un po' da Io resto a Porto Empedocle, no? Perché uno dovrebbe scappare da Porto Empedocle, una cosa quindi negativissima per il momento al massimo, o perché uno dovrebbe e deve restare a Porto Empedocle? Allora, uno non è che dovrebbe scappare, uno attualmente scappa da Porto Empedocle perché noi veniamo da una storia di sviluppo industriale che negli anni 50, 60, 70 vide uno sviluppo industriale come pochi in Sicilia. Enel, Montecatini, Italcementi, tutta una serie di aziende anche di livello nazionale. Il terminale dello zolfo, già prima, no, l'Italca, insomma, sì. sale, no, l'Italca, certo. E oggi è tutto morto. Di questo rimane solo un impianto turbogas all'interno dell'Enel. Anche la marineria mi sembra che ormai la marineria no, il porto noi eravamo prima categoria, prima classe di interesse nazionale. Perché dovrebbe rimanere? Dovrebbe rimanere perché qua il rischio è che non partano solo i giovani, il rischio è che partano anche quelli che hanno un'età più avanzata dei giovani, i cinquantenni, perché il rischio è che la desertificazione demografica di questo paese, perché se tu non hai c'è un tessuto economico che è al collasso. Tra l'altro veniamo da anni in cui Porto Empedocle fu il riferimento anche di molti paesi della provincia, con feste, molte attività si aprirono in molti cantieri aperti, insomma, qualcuno è rimasto, prima ancora cantieri, come si dice a Parigi, in Gidice, qualcuno resta in Gidice, però... Sì, i cantieri, prima ancora i cantieri anche edili, l'edilizia è ferma, ma non a Porto Empedocle, ma in tutta la Sicilia è ferma ormai. Volendo non il rigassificatore avrebbe dato, insomma... Noi abbiamo, anche questo si è parlato domenica scorsa, noi abbiamo un'area retroportuale che è di circa oltre 500.000 metri quadrati. Area ASI, l'area di proprietà del comune di Porto Empedocle, dove c'è Moncada, in tutto sono circa 500.000 metri quadrati. Lavoro alla capitaneria, quindi diciamo che qualcosa la conosco. Ma la cosa più importante è, oltre a queste aree che vanno utilizzate, chi dice che in quelle aree possiamo fare Gardaland, possiamo fare stupidate, perché quelle sono aree industriali e non puoi fare solo insediamenti e attività produttive in quell'area. Però il porto lo dobbiamo immaginare come uno spartiacque dove a levante sviluppi le attività produttive, a ponente sviluppi l'attività turistica. E sembra che ci sia qualcosa
C'è questo, l'autorità queste portuale, notizie insomma, che arrivano c'è questa cosa che dall'autorità potrebbe... portuale, si è parlato anche questo, ma bisogna capire se Portempedocle in questo progetto fa come dire, la comparsa per farsi selfie oppure deve partecipare come protagonista attiva. Bene, mi fa queste piacere navi, chiuso e concludo, Sì. queste navi da crociera verranno a Portempedocle e il porto sarà solo un'area parcheggio per le navi, oppure è previsto che i turisti si fermano Certo, anche c'è a l'imbarco, Portempedocle? c'è l'overnight, insomma, bisogna vederlo, però già il fatto che se ne parli vuol dire che Sì. una prospettiva ci potrebbe 3 anni e essere. mezzo è il primo incontro in cui si parla di questi temi. Bene, bene, complimenti. Allora io resto a Portempedocle, nel senso, io non resto perché la sera vado a dormire a Favara, però insomma io sto a Portempedocle, ecco, nel senso che dalla mattina al pomeriggio lavoro lì. Ritorniamo con Giulia, dicevamo questa sua passione per il canto, per la musica e naturalmente questa qualità canora di una voce con certe tonalità che ti hanno indirizzata nel filone classico, e quindi dal piacere adesso insomma penso che stiamo iniziando la professione adesso, Giulia. Sì, stiamo costruendo questa strada, ecco, io sono ancora una studentessa all'Istituto Bellini di Caltanissetta e mi auguro, ecco, che questo possa diventare il mio lavoro un domani, ecco. Quali sono le materie che si fanno in un istituto musicale? Beh, Quelle normali, italiano, no, queste cose no, no. Ormai le avete lasciate da parte. Assolutamente, queste, sì. Noi studiamo il solfeggio, l'armonia, la storia della musica, poi tante materie inerenti anche al canto, noi studiamo l'arte scenica, che è appunto dove noi facciamo combaciare il canto, la tecnica vocale insieme ai movimenti, il che non è molto semplice. Certo, sì. Altre materie come ad esempio la storia della tecnica vocale, quindi vari insegnamenti che si sono Io susseguiti negli immagino anni. diciamo, i cantanti classici che poi fanno anche il teatro, no? Sì, bisogna interpretare. Devono esibire, devono cantare contemporaneamente. Bisogna essere anche degli attori in questo, assolutamente. Entrare nel personaggio in tutte le sue sfaccettature. Sì. Dicevi che avevi iniziato a strimpellare il pianoforte, continui anche su questo? Sì. Ogni tanto c'è la materia pianoforte in conservatorio per cui devo in ogni caso continuare, però non più ecco, come prima, perché prima comunque l'ho studiato per un bel po' di anni, sono arrivata ad un certo livello, poi ho capito che però la mia strada era un'altra e dovevo cambiare, però non l'ho mai abbandonato del tutto, ecco, ogni tanto. Nelle canzoni, nella musica normale, diciamo quella quotidiana tutti i giorni, c'è chi preferisce di più il rock, chi preferisce il metal, chi invece il melodico. Invece nella musica lirica cos'è? È un tutt'uno oppure anche lì ci sono un po' delle divergenze? Beh, sicuramente sì, ci sono persone a cui piace Verdi, ci sono persone a cui piace Mozart e così via, tantissimi altri compositori, oppure ci sono persone a cui piace una cantante e altre persone dicono no, questa cantante non va bene. Ma poi abbiamo visto anche tanti recentemente che sia soprani, tenori, insomma diciamo i cantanti classici si dilettano anche nelle canzoni tra virgolette normali, no? Sì, esatto. Ed è interpretandole magari in maniera naturalmente diversa. Con l'impostazione lirica, ma sì, ad esempio è quello che abbiamo fatto nel concerto del 3 gennaio al Circolo Culturale Empedocleo, io e le mie due colleghe, due soprani, Ottavia Guerrera e Chiara Sferlazza, abbiamo appunto interpretato dei brani come ad esempio Nicuzza, ecco. il nostro canto popolare, ma anche ad esempio io ho interpretato Non ti scordar di me, celebre canzone del film appunto Non ti scordar di me. Non solo aree liriche, ecco, No, non solo, perché comunque per avvicinare alla lirica il pubblico ha bisogno anche di questi brani molto piacevoli. Bene, so che anche tu ci hai portato 2 contributi filmati, sì. Il primo? Sì, il primo è un'area che si chiama Barcarolle, sostanzialmente è un'area che si trova all'interno di un'opera chiamata Le Contes d'Hoffmann e noi l'abbiamo scelta perché quest'area viene inserita da Roberto Benigni nella Vita è bella, per cui è un motivetto che è nella testa di tutti, è nell'orecchio di tutti. Bene, lo sentiamo sì. allora. Vai Piero, grazie.
Anche noi ci uniamo all'applauso del circolo Empedocleo. Poi ho capito una cosa, una delle prime opere che io ho visto è stato alle Panatenee, vi ricordate le Panatenee? Tantissime qua Sì, sì. alla Valle dei Templi, è un'opera che ci vado, era in tedesco. Nel senso, non c'è la traduzione, no. Per adesso... fortuna le cose più belle sono italiane. Sì, ma adesso comunque ormai tutti i teatri sono attrezzati, spuntano le parole sopra il palcoscenico, per fortuna. Così però l'originalità rimane quella. Bene, proseguiremo poi a parlare ancora delle altre prospettive, insomma, di Giulia in questo meraviglioso campo che è la musica lirica in generale. Allora, Salvatore Indelicato, dicevamo l'amore per la donna ti spinge a scrivere queste belle poesie, queste gocce. Goccia perché? Perché è piccolo oppure perché cade lentamente? No, spiegaci un po'. La particolarità delle mie poesie è quella che sono brevi. Io odio le poesie, quelle chilometriche, perché non vanno altro che stancare a ripetere le stesse cose. Le mie invece sono delle esternazioni, sono proprio un cantare queste emozioni che provavo io, che provo, e le ho volute mettere su carta. Sì, ma siccome io non ci credo che tra un uomo e una donna c'è sempre idillio, ogni tanto qualche sciarra c'è, insomma, certo. Tu l'hai messo da parte, no, hai raccolto solo l'amore. No, diciamo che sì, naturalmente nella vita quotidiana ci sono alti e bassi, assolutamente, però diciamo che il frutto principale è proprio quello. La vena poetica era quella sì, di... sì. Qualche brevità ce la vuoi accennare? Certo. Magari qualcuna che rende meglio, insomma, questo assolutamente. Ho aperto a caso. Sì, fai tranquillamente. Purezza. È puro l'amore mio, limpido come il tuo sguardo, candido come la tua anima. Cerco i tuoi occhi, stringo le tue mani, sento il tuo cuore dentro il mio petto. Mi sei vicina ora, è caldo il tuo respiro, delicata la tua pelle, dolce armonia di sensi. Ti avvolge il mio essere in un abbraccio di infinita tenerezza. Bravo. Grazie. Ma Salvatore Indelicato, scrittore, è solo questo poeta o ha anche delle altre strade da percorrere? No, io sono un poeta per caso, prestato alla poesia, io sono un narratore. Ho già pubblicato 2 romanzi, un libro di racconti, perché mi piace molto raccontare, mi piace molto descrivere, soprattutto quello che era una volta Agrigento. Cioè, nei miei scritti c'è molta Agrigento, c'è molta città di una volta, la vita, come si svolgeva, come era per noi ragazzini, bambini. Ma come romanziere ho voluto dedicare più che raccontare una trilogia a un personaggio agrigentino che poi fu mio nonno, che era Giovanni Russo Orcheoli, attore pirandelliano per 60 anni, uno dei fondatori del piccolo teatro pirandelliano. Mi piace ricordare nomi come Pippo Montalbano, Lino Cordaro, Nino Bellomo, tantissimi, Mariuccia Linder, tantissimi attori che hanno transitato per questa compagnia e che hanno dato lustro veramente. Perché ho voluto dedicare questa trilogia a Giovanni Russo? Perché dopo la sua morte Agrigento, come fa sempre con tutti i suoi figli, lo ha dimenticato. E io, anziché dedicargli, una biografia che sarebbe stata fredda, ho voluto romanzare 3 momenti della sua vita. 2 già li ho pubblicati, sempre uno con Medinova e l'altro con Studio Media. Il primo romanzo, Fossi nato là, il secondo è Solo per amore. Il terzo è in itinere, ormai è quasi all'arrivo e sarà di prossima pubblicazione, sempre con Medinova. E poi il grande lavoro, insomma, tu lo hai citato, di Antonio Liotta sul territorio, questa casa editrice indipendente veramente che sta svolgendo un lavoro encomiabile per la promozione delle piccole grandi realtà. Sì, assolutamente. Lui è riuscito a mettere in evidenza tanti talenti sulla scrittura
sulla saggistica, sulla poesia, infatti affacciare proprio alla società, li ha fatti conoscere e ci ha permesso di poterci esprimere e poter dare i nostri lavori, i nostri sforzi. Salvatore, un'altra goccia d'amore? Subito, volentieri. Onde, una dopo l'altra carezzano la sabbia come un respiro profondo d'amore infinito. Una dopo l'altra si vestono di luna come baci d'argento nella notte silenziosa. Una dopo l'altra cullano il tuo volto nei miei pensieri come un raggio di sole nella mia solitudine. Bene. Allora, grazie. Avvocato De Michele, magari forse non c'è bisogno di avere degli sconti, di aspettare la stagione per comprarsi un libro, perché insomma sfogliare e sentire la carta è sempre qualcosa di per la bello, cultura veramente. bisogna sempre trovare il tempo giusto e bisogna comprare anche il libro giusto, perché non tutto è cultura, ma la vera cultura è quella che viene dal cuore, come diceva bene poco fa il professore Indelicato. Allora, continuiamo con le vostre raccomandazioni per acquisti sicuri durante il periodo degli sconti. Allora, io vado un po' velocemente perché non è che devi leggere, nel dettaglio per dettaglio, peraltro diciamo agli utenti più. che la possono eventualmente andare a trovare questo elenco nel sito nazionale di Consumer, che è proprio consumer.it, quindi facilissimo, e lì trovano le spiegazioni, il doppio decalogo, ecco, di Consumer su quello che è i consigli. Per i pagamenti, attenzione nei pagamenti. I pagamenti bisogna stare attenti quando si è nei grossi negozi, si comprano più capi. Spesso e volentieri oggi il rilevatore del codice a barra, una volta la cassiera, si sbagliava a digitare qualche piccolo numeretto, oppure il flashare il codice a barra, a volte sembra che ci possa essere qualche anomalia, quindi controllare bene il prezzo del singolo prodotto acquistato e poi fare la somma del totale che corrisponda realmente. Il tipo di pagamento, attenzione, tutti ci dicono paghiamo con le carte di credito. Bene, le carte di credito vanno bene. Non è previsto nessun costo aggiuntivo per pagare con la carta di credito, quindi se il commerciante dovesse dire c'è un X per la commissione del POS, quello è un problema suo, non è un problema del consumatore. Attenzione, cari amici cittadini, a comprare con le carte revolving, perché bruciate integralmente lo sconto, o quantomeno sicuramente bruciate il 25% del prezzo di acquisto, perché con gli interessi che andate a pagare con la carta revolving viene tutto svanito, svanisce tutto nel nulla il risparmio che avete avuto sul momento per quanto riguarda l'acquisto del prodotto stesso. La carta revolving, per chi non lo sapesse, ma per chi ce l'ha lo deve sapere obbligatoriamente, è quella carta che praticamente tu non ce n'hai i soldi dentro, no? Te li anticipa la banca o comunque la finanziaria e poi se li va prendendo piano piano, ma se tu spendi 100 lei se ne prende 130, se spendi 200 se ne prende 260 e così via. Esattamente, no? Sono state la rovina tra virgolette di molte famiglie, specie nella nostra zona, che si sono comprare poi sovraindebitate perché compravano con la carta, non si rendevano conto di ciò che spendevano. Poi alla fine è arrivato l'ufficiale giudiziario con tanto di decreto ingiuntivo per recuperare le somme che una finanziaria aveva prestato. Poi andando avanti, dicevo poc'anzi di stare attenti ai siti internet. Bene, i siti internet dove ci sono gli sconti, innanzitutto diffidate dai siti internet che propongono sconti superiori al 60-70%. Oppure i siti internet chiaro privati, che, no? Non ci stanno più. I siti internet quelli privati, non quelle della grande vendita. Tipo bravissimo, Amazon, bisogna, per dire un nome, oppure lì già ecco, e non solo, è meglio sempre pagare non con la propria carta di credito ma attraverso PayPal, perché lì c'è un'ulteriore garanzia in caso di
problemi nell'acquisto, perché già PayPal si fa carico di una percentuale di rimborso del costo se mai dovesse andare, non dovesse andare a buon fine l'acquisto. Come controllare il sito, ha detto benissimo Peppe, e verificare se due o tre semplici passi. Uno, verificare se c'è un account su Facebook e verificare se è quello ufficiale, così anche su Twitter, i classici canali social, quindi non c'è bisogno di vestirsi nei panni di 007, oppure semplicemente andate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, c'è una sezione apposita per verificare dalla partita IVA se esiste e che cos'è quella attività. Quindi bastano pochi semplici passi, si perdono sì e no 2-3 minuti al massimo per non farsi fregare. Oppure andate su Consumer, lì insomma troverete anche delle altre indicazioni. Ritorniamo a Giugiù Gramaglia, dicevamo questo suo grande peregrinare tra film, televisioni, teatro, che per fortuna continua, no? Sì. Lavori finiti da poco e lavori in corso. Certo, ecco. Certo, sicuramente. Lavori finiti da poco sono due lavori per il cinema, uno tratto da un libro di Catena Fiorello che si chiama Picciridda. Racconta la tristissima storia di un'emigrazione, una famiglia che va in Svizzera a lavorare e lascia la bambina piccola ai nonni in un villaggio di pescatori. Questa bambina cresce, ha le sue esperienze amorose, vive la sua vita, però con dei particolari abbastanza. E io in questo film interpreto il fruttivendolo del villaggetto di pescatori che sa di tutto. La regia è di Paolo Licata. L'altro film invece narra una storia tristissima che ancora ad oggi si trascina. Il film si chiama Vite da sprecare, questo pure al cinema. È prodotto dalla Trump Limited, diciamo così, la casa di produzione che appoggia Ficarra Picone. Il film narra la tristissima storia dell'eccidio nella casermetta dei carabinieri negli anni 70 ad Alcamo Marina, dove furono uccisi 2 carabinieri, e poi c'è stato uno strascico giudiziario, radio, i servizi segreti, insomma ad oggi non si riesce a capire che cosa sia successo. Io in questo film interpreto il maresciallo caposcorta dell'allora onorevole Almirante, che sono tutte e 2 attesissime al cinema. Per quanto riguarda la televisione, a gennaio, penso che sarà questo mese, su Rai 2 Il cacciatore, tratto dal libro del giudice Sabella, il paesano conterraneo nostro. Io in questo film faccio la parte del poliziotto anziano che deve andare in pensione e fa gli appostamenti per trovare Brusca praticamente. E poi l'ultimo, proprio in ordine cronologico, è La concessione del telefono, sempre tratto da un'opera di Camilleri, che andrà su Rai 1 marzo-aprile. E questo faccio il direttore dell'ufficio postale di Vicata, il dottore Antonio Tamburello. Ho avuto l'esperienza meravigliosa con Fabrizio Bentivoglio. Dico, questo per quanto riguarda cinema e televisione. Per il teatro penso di portare in giro Camilleri quest'anno con cucina e luoghi di Camilleri. Abbiamo dei percorsi itineranti a Porto Empedocle. Ho un altro spettacolo che si chiama Cunto e Canto, in cui eseguo brani di Pirandello, Ciacia, Buttitta, P3, musiche di Rosa Balestreri, Taberna Vilenzi, insomma ce n'è per tutti i gusti. Intensissima la tua attività, ci fa piacere, anche perché insomma non avere niente da fare è brutto. Guarda, io da sempre sono stato così, sempre attivo nelle mie opere teatrali e anche impegni cinematografici, quindi fino ad oggi mi va bene. Domani non lo so, però no, va le bene, prerogative ci sono tutte. Conosciamo quindi veramente la tua bravura, il tuo impegno e il tuo crederci soprattutto, Giorgio, bravo. Allora, avvocato Aiello, non è che io resto a Porto Empedocle piano piano si fa l'uscita nel 21 che ci sono le elezioni, insomma. No, assolutamente. Hanno detto di tutto anche su questo convegno. Ci sta, dico, la domanda ci sta. Su questo convegno di domenica è stato detto che era una riunione massonica, che è stato detto che era l'apertura della campagna elettorale, niente di tutto questo. È un luogo che abbiamo offerto alla città, un luogo virtuale, abbiamo offerto alla città in cui i cittadini di tutte le estrazioni politiche, qualunque partito, possono esprimere le loro opinioni. Certo, non ci fermeremo al 5 gennaio, abbiamo intenzione di affrontare una serie di tematiche a Porto Empedocle che vanno dalla cementeria,
e cosa fare di questi spazi, di questi terreni. Ci volevano mettere con l'Italcal il fatto dei Su quello io resto a Portempedocle ha fatto una battaglia contro la discarica. Ultimamente non se ne parla più, quando se ne riparlerà riprenderemo posizione. Pro o contro il rigassificatore? Guardi, io già sin dal 2006 ero favorevole al rigassificatore, ma non perché sono innamorato del rigassificatore, ma perché sono innamorato dell'idea che tra non fare nulla e fare qualcosa, preferisco fare qualcosa. Certo, c'è in quell'area, ci potrebbe essere il progetto di Italcali, che è la verticalizzazione dei sali potassici, che certamente è più importante del rigassificatore, però la scelta tra non fare niente facciamo qualcosa. Certo, dal 2006 ad oggi i tempi sono cambiati, il clima politico è cambiato. Oggi secondo me questa città deve puntare su Camilleri, sul turismo culturale e sul turismo gastronomico, proprio approfittando di quella posizione che le dicevo poco fa. Ci si siede attorno a un tavolo, sindaco di Portempedocle, sindaco di Agrigento e sindaco di Realmonte, e si pensa a un percorso che porti i turisti dalla Valle dei Templi alla Scala dei Turchi. 2018, 970.000 turisti fa la Valle dei Templi, la stragrande maggioranza di questi va alla Scala dei Turchi. Portempedocle non ha intercettato nemmeno uno, basterebbe intercettare il 10% di questi 970.000 turisti, sono già 97.000. Io mi ricordo quando ero ragazzo andare a mangiare il gelato a Portempedocle era una cosa eccezionale, oppure andare al ristorante a Portempedocle era una cosa bella. Non siamo riusciti a intercettare un solo turista di questi. L'enogastronomia e la cultura credo che dovrebbero essere due armi vincenti, veramente. Questo è il futuro. Poi quello che si può realizzare nelle aree industriali poi è ad avvenire. Ma noi, secondo me, dobbiamo puntare su questo. Questa città deve scrollarsi di dorso due frasi. Una è perché non l'avete fatto prima. E due è colpa di quelli di prima. Queste due frasi ce le dobbiamo scrollare di dosso, anche perché quelli di prima tra un anno e mezzo saranno quelli che ci sono ora, per cui se non si scrolla di dosso queste due frasi, quelli di prima hanno fatto bene, hanno fatto male, certamente hanno fatto meglio di quelli di adesso, potevano fare di più, sicuramente potevano fare di più, ma hanno fatto di più di quelli Lo sguardo deve essere avanti, indubbiamente. Lo sguardo deve essere al futuro. E a proposito di sguardo avanti, Giulia Alletto, da qui in avanti che cosa si è prefissata, insomma, lungo la sua strada? Quest'anno sicuramente il 10 maggio debutterò il ruolo di Cherubino delle Nozze di Figaro di Mozart al Teatro Verdi di Curtatone in provincia di Mantova. Diciamo che sono entrata in contatto con il direttore d'orchestra di questo teatro tramite un concorso che ho vinto nell'anno 2019, sempre a maggio. Mi sono presentata appunto per questo ruolo, ho vinto il ruolo di Cherubino, anche una borsa di studio, e da lì è iniziata questa, diciamo, collaborazione. Infatti ho partecipato ad altre due produzioni in questo teatro, ossia Rigoletto a luglio e poi Hernani a dicembre, e quindi insomma continuiamo questi. Il percorso di studi invece si concluderà? Quest'anno sono al terzo anno del triennio accademico, per cui sarebbe prevista la laurea appunto, e poi vi sarà il biennio, perché ormai comunque i conservatori sono delle lauree a tutti gli effetti, per cui 3+2 sì, triennio. Invece il personaggio che interpreterai all'apice della tua carriera? Ce ne sono tanti che mi piacerebbe interpretare, ad esempio. Bella Traviata, non lo so. Traviata, ho partecipato ad una produzione di Traviata, però mi è venuta così, insomma, era un comprimario, famosa. un personaggio quindi secondario, perché comunque il personaggio principale è un soprano. Ah, è un soprano, sì, ecco. mi piacerebbe interpretare Rosina del Barbiere di Siviglia, ad esempio, di Rossini. Sì, ci sono tanti ruoli rossiniani che io potrei in futuro fare, insomma, speriamo che sia sicuramente così. abbiamo sentito
detto poco fa la tua splendida voce, anzi so che c'è un altro contributo adesso. Sì, che cosa? Sono io insieme sempre all'altra mia collega Ottavia Guerrera, abbiamo cantato Nicuzza. Ecco, come mi dicevi tu, insomma, una canzone normale, tra virgolette, nella trasposizione in lirica. Bene, sentiamola allora. Vai Piero, grazie. Brava Giulia, un po' meno bravo chi ha fatto le riprese, però sono le riprese amatoriali fatte così col telefonino, insomma, in maniera estemporanea, ecco. Esattamente. Bene, signori miei, qua ridendo e scherzando un'ora vi siete mangiati già, non è che magari gli argomenti veramente sono stati belli, coinvolgenti, almeno insomma spero di avervi fatto trascorrere quest'ora in piacevole compagnia con degli argomenti che hanno suscitato anche la vostra attenzione. Voglio dedicarvi ancora 30 secondi ciascuno prima di passare ai saluti. Avvocato Di Miceli, Consumer non è soltanto naturalmente raccomandazione per gli acquisti, no? No, assolutamente, anzi noi lo ribadiamo in qualsiasi circostanza, l'Associazione dei Consumatori Consumer ha voluto darsi e fare un'evoluzione nel mondo del consumarismo, passando dalla tutela privatistica nei confronti dei commercianti alla tutela del cittadino nel senso più ampio nei confronti dei disagi che patisce per colpa della pubblica amministrazione.
vuoi del servizio idrico, ne abbiamo parlato abbastanza e penso che ancora ne continueremo a parlare. Anche perché non è cambiato niente, no? Cioè, Campione se n'è andato, ci sono i commissari, ma mi pare che penso che a Favara ogni 10 giorni arriva l'acqua, diciamo. Io penso non che è cambiato niente. i nostri sindaci di oggi stiano correndo un serio rischio, quello di confermare che il vero problema ad Agrigento nel servizio idrico non era proprio Campione, ma mi sa che la politica inizia ad avere un po'... Ne parliamo dopo, però. Ne parliamo non dopo, ti ne parliamo dopo, se no... Non ti allargare. Salvatore Delicato, dicevamo questa trilogia che si deve chiudere? Sì, infatti adesso è ormai quasi completo questo terzo romanzo, si intitola Ora che sei qui, ed è tutta una storia particolare. In 30 secondi voglio anticiparla un po' di cosa si tratta. Semplicemente che il protagonista, che è sempre mio nonno, già sposato e padre di 2 bambine, mia mamma e mia zia, viene chiamato alle armi perché scoppia la seconda guerra mondiale. Viene subito destinato a Gradisca di Sonzo. Ci dovevo andare pure io, poi mi sono fatto raccomandare. Bravo. Lì, durante questo servizio militare, succede un incidente e lui viene ferito mortalmente. La notizia, tramite vie traverse, eccetera, arriva ad Agrigento. Mia nonna decide di partire alla volta di Gradisca di Sonzo per andarlo a recuperare. C'è morto per morto, voglio vederlo l'ultima volta. Il bello è che parte con le 2 bambine al seguito, quindi affronta un viaggio in piena guerra. Oltretutto c'era stato già firmato l'armistizio, quindi i tedeschi erano piuttosto inviperiti verso gli italiani e quindi c'era una guerra interna, e lei affronta tutti questi rischi pur di arrivare a trovare mio nonno lì. Non ci raccontare tutta la storia? No, mi fermo lì perché poi così... Però volevo soltanto aggiungere una cosa, che sono onorato di aver vinto anche secondo classificato al premio Buttita, perché è un premio prestigioso, un premio che dura da anni, e il secondo che mi viene assegnato. Il primo l'ho preso proprio con Solo per amore nel 2011, classificandomi primo per la narrativa. Bene. Complimenti a Salvatore. Allora, Giulia, dicevamo di questo tuo percorso. In famiglia sono entusiasti? Ti seguono? Sì, assolutamente. Oppure dice no, sì. c'è la cantante, vai a fare la dottoressa? No, mi seguono, devo dire, a tutti gli appuntamenti, tranne magari quando sono fuori la Sicilia, allora chi può, d'altronde comunque mio padre è stato lui a trasmettermi la passione per la musica, per cui fin da quando ero ancora non ti voleva avvocato o ingegnere allora, no? No, assolutamente. Ti ha lasciato libera. Sì, liberissima di seguire il mio cuore, la mia passione. Sì. Io resto a Porto Empedocle, non è un partito politico, non è un movimento, è solo un'associazione di idee, poi ognuno per la sua strada, per quelle che sono le proprie idee, no avvocato? Certo, assolutamente, poi quando sarà il momento elettorale poi ognuno farà le scelte che ritiene più opportune. Noi pensiamo da qui ad allora di offrire una visione a questa città. Anche una corada per poter discutere, no? In questa città manca di una visione per il futuro. Giù. Noi aspettiamo con impazienza di vederti al cinema e alla televisione, ma come dicevi prima, la tua famiglia ti ama oppure ha bisogno sempre che il frigorifero stia pieno prima che tu parta? No, assolutamente. Come dicevo poco fa, mi sopporta e mi supporta, perché molte scelte che io faccio per determinate cose, tra il teatro oppure il cinema, mi vengono consigliate da mia moglie e anche dai miei figli, perché tempo fa avevo avuto l'opportunità per passare al professionismo, però ringraziando Dio ho avuto i piedi per terra e su consiglio della famiglia ho rinunciato, perché poi quella fiction fallì e non pagarono nessuno. Allora, viva la famiglia allora. Sicuramente, sempre. Bene, siamo arrivati proprio alla chiusura del nostro appuntamento e come insomma sapete, almeno spero da 10 anni che sono qua sulla sedia a dirlo, e noi quando salutiamo i nostri gentili ospiti vogliamo che anche loro salutino in maniera particolare, nel senso non nel semplice grazie, arrivederci, buone feste, ma non lo so, con un pensiero, con una frase, con una citazione, con un buon proposito, insomma con un qualcosa che vada al di là del semplice saluto. L'importante è la condizione è solo una, che sia positiva e propositiva, perché noi il nostro bicchiere, anche se non c'è, lo vediamo sempre mezzo pieno, quindi diciamo dobbiamo sempre guardare al futuro con
ottimismo. Grazie della presenza e della partecipazione a Giuseppe Di Miceli, consigliere nazionale Consumer e vicepresidente di Consumer Sicilia. Allora, io il mio saluto e l'augurio lo faccio, o meglio, faccio un invito nei confronti delle nostre istituzioni locali, alle quali chiedo di poter lavorare per il cittadino, perché state attenti che il cittadino si è stancato di pagare la Tari quando non ce l'ha raccolta, si è stancato di pagare la Tari quando ha l'immondizia per strada, si è stancato di pagare l'acqua quando non arriva l'acqua nel rubinetto, si è stancato di pagare l'IMU, la Tasi e chissà quante altre imposte ci sono sotto l'aspetto patrimoniale per i beni immobili, per il semplice motivo che non riesce più ad arrivare a fine mese. Quindi, questa più che un saluto è una minaccia comunque. No. È un avvertimento. È un avvertimento. Sì, è un Grazie avvertimento. a Salvatore Indelicato, scrittore e poeta. Sì, io voglio dire che abbiamo sentito ci sono molti problemi sociali che ci assillano, ci martellano dalla mattina alla sera, e penso che in tutto questo caos parlare è un po' di amore, perché l'amore è un linguaggio universale, faccia bene a tutti, serve un pochino a portarci ottimismo e a portarci anche un sorriso all'interno delle famiglie. Grazie a Giulia Letto e buona prosecuzione nel suo cammino Grazie. di cantante. Intanto ringrazio voi per avermi invitata. L'augurio che posso fare è nei confronti dei giovani, affinché loro possano seguire le proprie passioni, perché le soddisfazioni magari non subito, ma prima o poi arrivano. Grazie a Giuseppe Aiello e io resto a Porto Empedocle. Siamo all'inizio di questo 2020, speriamo che sia un anno di ripresa non solo per Porto Empedocle, ma per l'intera provincia, che risalga un attimino la gradatoria delle città più vivibili. Grazie a Giugiù Gramaglia, uno degli attori più importanti della nostra Sicilia. Io vi ringrazio per avermi invitato, come dice Giulia, e vi invito a vedere i percorsi letterari, i percorsi d'inchiostro a Porto Empedocle organizzati dall'Associazione Oltre Vigata. Noi portiamo in scena la Vigata letteraria di Camilleri, perché ricordiamoci che un paese che vive di cultura è un paese che si sviluppa. Grazie. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.